Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Signori e signori, gentili ospiti, autorità, buongiorno. Buongiorno e benvenuti alla 55esima edizione del concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto. La manifestazione è organizzata dal Comune di Vittorio Veneto, Assessorato alla Cultura. Ringraziamo la qui presente Assessore alla Cultura Antonella Uliana. E è realizzata con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso, il concorso FENIARCO, Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali Corali, ASAC, Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali per il Veneto, sezione Coro ANA di Vittorio Veneto. Un ringraziamento speciale va alla Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, che anche quest'anno ha sostenuto il concorso di Vittorio Veneto, e al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, per rendere possibile la trasmissione in diretta web sui canali social del Comune e del concorso corale. Qui presenti in sala ringraziamo il direttore artistico maestro Carlo Berlese e la commissione giudicatrice, Dario Tabbia, presidente, Camilla Di Lorenzo, Andrea Figallo, Francesco Grigolo e Stefania Piccardi. Ringraziamo inoltre i maestri dello Study Tour promosso da ASAC Veneto e coordinati dal maestro Giorgio Susana, che sono qui presenti. Passiamo ora alla competizione con la prima categoria in gara. Categoria A, polifonia sacra a cappella, originale d'autore. Il primo coro che ascolteremo è il gruppo vocale Gocce d'Armonia di Marostica, Vicenza, voci miste. Il programma che presentano si intitola Rosso Corallo. Buon ascolto.
Brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé. Osa in rosa. Ascoltiamo ora il secondo coro, il coro Città di Piazzola sul Brenta, di Piazzola sul Brenta, Padova, voci miste. Direttore Paolo Piana. Presentano il programma
Opere alla Beata Vergine Maria di compositori italiani viventi. Buon ascolto.
Brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé. Osa il rosa. Proseguiamo ora con l'ultimo coro in gara, i piccoli cantori di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, coro giovanile. Direttore Salvina Miano. Presentano il programma Maria, dono e riflesso della bellezza di Dio. Buon ascolto.
Questo era l'ultimo coro in gara per la categoria A. Ora la giuria si ritirerà per deliberare il vincitore, che verrà poi annunciato dal maestro Carlo Berlese. L'appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 15 al Teatro da Ponte con le altre categorie. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.